Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con la velocità di Dinamico Surf che allo steccato prende la testa, lascia sfilare al largo Decimo Mannu Lippi che passa a condurre. E così Decimo Mannu Lippi al comando, di fuori Da Vinci Griff, prova a progredire. Poi è girato molto bene Diletta Trio che è già in quarta posizione a precedere Dr. Frank Very Nice. Questi due hanno già rifatto la penalità, mentre sbaglia Dubai Grad che rimane in coda, perde lunghezze anche Daddy Buio. Sfila numero Da Vinci Griff 8, nei confronti Dubai di Decimo Mannu Lippi. squalificato. E così il battistrada che ha un mezzo inciampo dopo 400 metri in 31,7. Da Vinci Griff al comando nei confronti di Decimo Mannu Lippi, poi sempre in terza posizione Dinamico Surf, i 600 metri se ne vanno in 47,5, con il battistrada che guadagna margine nei confronti dei rivali. Da Vinci Griff al comando, una ventina di metri più indietro Decimo Mannu Lippi, 1, 2, 3 per i primi 800 metri di corsa. Con Da Vinci Griff che ha sempre i suoi problemi di andatura, però si mantiene in netta evidenza nei confronti degli altri. Decimo Mannu sempre in seconda posizione, in terza Dinamico Surf, poi Diletta Trio, quindi Dr. Frank Very Nice. Il primo chilometro si è andato in 1,17,4, con il leader che va a completare un altro passaggio davanti alle tribune in evidenza, 15, paletto davanti alle tribune, inizia a riavvicinarsi Decimo Mannu Lippi mentre sbaglia Dinamico Surf, Numero che lascia 1, così in Dinamico terza Surf, posizione Diletta Trio a squalificato. precedere Dr. Frank Very Nice. Da Vinci Griff che passa un'altra piegata in 15,2 ed è sempre 2-3 lunghezze avanti a Decimo Mannu Lippi che segue secondo, poi Diletta Trio e Dr. Frank Very Nice. A 500 metri dalla conclusione la situazione è sempre quella, se non che Dr. Frank Very Nice sposta dalla quarta posizione, scavalca Diletta Trio, il miglio in 2-2-2, con Da Vinci Griff al comando, Decimo Mannu Lippi che prova ad andarlo a riprendere, Dr. Frank Very Nice che ha i suoi problemi a passare terzo su Diletta Trio, la piegata conclusiva passata in 15,2 da Vinci Griff che è ancora in vantaggio, Decimo Mannu Lippi che lo attacca, Da Vinci che è stanco e passa Decimo Mannu Lippi, Decimo Mannu Lippi che passa e vince facile su Da Vinci Griff che è secondo, al terzo Dr. Frank Very Nice. 1,16,7 ragguaglio cronometrico, 34 la chiusa per il successo di Decimo Mannu Lippi. Natale cintura per il training di Alessandra Moriello, i colori del signor Silvestre Carlisi. La vittoria del figlio di Napoleon in percorso da secondo alla corda, viene a battere nel finale un Da Vinci Griff che ci ha provato al comando, ma d'altronde non può muovere le mani VP, il trotto è quello lì e Decimo Mannu Lippi passa e vince.